Il distretto dello Sport System ha fatto un balzo nell'ultimo anno del 14%. Nel 2021 le vendite all'estero di calzature e articoli sportivi sono state pari a 1,4 miliardi di euro, quasi il 10% dell'export provinciale complessivo. Nello stesso anno le esportazioni di prodotti relativi all'occhialeria hanno sfiorato i 3 miliardi di euro. I due distretti della Marca tornano a collaborare insieme sotto la regia della Camera di Commercio, di Assindustria, Veneto Centro e FIX, la federazione internazionale che promuove i valori dello sport attraverso le immagini. Dal Paternariato nasce Generazione 2026, un cartello di eventi destinato alle scuole dove promuovere la cultura dell'impresa e la cultura dello sport. Con questo slogan Generazione 2026, quindi una proiezione su Milano, sui Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina, il coinvolgimento del territorio, dell'imprenditorialità, del modo di fare, della particolarità di questi territori che sono all'avanguardia e che sposandosi insieme al messaggio sportivo con la valenza che ha lo sport, che oggi coinvolge milioni di persone, arrivare a lasciare poi una legacy, lasciare un'eredità dai giochi, altrimenti non sarebbero dei giochi ma sarebbe un campionato mondiale. Da domani fino al 17 un cartello di incontri e proiezioni, riunioni B2B tra ospiti internazionali anche all'interno del Museo dello Scarpone. Un appuntamento che è parte delle iniziative della Capitale Italiana della Cultura d'Impresa 2022. Il progetto ha visto coinvolti quasi 10.000 studenti provenienti da 32 scuole tra Treviso e Belluno. Studenti che sono stati coinvolti anche durante la pandemia con 36 ore di lezione da remoto dal titolo Emozioni sportive in classe.